La trasmissione è offerta da 1000 un regalo, profumeria La Spina in Estasi e oggettistica made in Italy introvabile. Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy. Torniamo di nuovo negli studi di Telefriuli dopo una serie di puntate fatte in esterna, l'ultimo per il Collegio dei Periti del Friuli Venezia Giulia. Oggi puntata dedicata all'agricoltura, questa come la prossima. In questa parleremo dell'agricoltura 4.0 in Friuli Venezia Giulia, se è possibile. Parleremo soprattutto di cambiamento climatico, di oscillazioni dei prezzi, di rischio di gestione del credito e anche delle polizze sul reddito. Quindi c'è tanta carne al fuoco. Abbiamo un parterre di ospiti più che adeguato per queste tematiche e anche per il tempo a nostra disposizione. Partirei subito con le presentazioni e qui con noi a Friuli Economy per la prima volta il professore di economia ed estimo rurale dell'Università di Udine, Francesco Marangon. Buonasera. Buonasera. E torna con noi, dopo diverse puntate anche per la prossima, l'assessore all'agricoltura della regione Friuli Venezia Giulia, Cristiano Sciauli. Ben ritrovato, Sciauli. Buonasera a tutti. E poi di nuovo ospite qui a Friuli Economy il presidente di Condifesa Friuli Venezia Giulia, Fabio Benedetti. Buonasera, Benedetti. Buonasera. Allora, partirei con uno dei servizi che ha realizzato Rossano Cattivello proprio sul convegno che è stato fatto da Condifesa e che Telefriuli e il Friuli hanno ampiamente seguito. Quindi il primo servizio sul cambiamento climatico e su quelle che possono essere, che saranno le conseguenze anche sull'agricoltura in Friuli Venezia Giulia, e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Abbiamo rilevato che per il Friuli Venezia Giulia ci potrebbe essere un aumento della temperatura estiva fino a circa 6 gradi in più rispetto allo storico di riferimento, e come storico di riferimento facciamo considerazioni rispetto agli anni al trentennio 1976-2005. I 6 gradi di aumento andranno a manifestarsi alla fine del 2100. In più abbiamo verificato anche che potrebbe esserci una diminuzione delle precipitazioni durante l'estate e un potenziale aumento degli eventi estremi come ondate di calore piuttosto che precipitazioni molto intense. 2 gradi sembrano pochi, ma possono incidere in maniera significativa sull'agricoltura? Già 2 gradi potrebbero provocare degli impatti sia sulla salute che sugli ecosistemi che sui sistemi agrari. C'è bisogno di adattare le tecniche colturali, ad esempio la vite maturerà molto più precocemente, la maturazione avverrà in condizioni non usuali e quindi anche i risultati qualitativi possono essere diversi. Quindi ci sarà bisogno di adeguare le tecniche colturali, la scelta varietale, la scelta della densità delle piante, dell'epoca di semina, delle modalità di gestione delle colture in modo da mitigare e compensare questi cambiamenti che sono in atto. Di nuovo qui a Friuli Economy. Marangon, abbiamo sentito quanto questo cambiamento climatico può, diciamo così, dare dei problemi anche all'agricoltura, soprattutto con questo aumento della temperatura, oltre a casi estremi di maltempo che abbiamo purtroppo anche sperimentato in agosto quest'anno, nel 2017. Che cosa bisogna fare per cercare di mettere a riparo le colture e il mondo agricolo che tanto è importante nell'economia del Friuli Venezia Giulia, ma non solo? Intanto è interessante sottolineare come sul tema del cambiamento climatico negli ultimi tempi si sia spostata l'attenzione dalla questione che rimane importante della mitigazione, cioè di mettere in essere delle iniziative per fare in modo che le attività che si ritiene causino le emissioni di gas serra che creano il cambiamento climatico e soprattutto l'innalzamento delle temperature siano adeguate e tali da ridurre le emissioni di gas serra, in particolare di anidride carbonica. Questo naturalmente è un elemento che riguarda anche l'agricoltura, ma è un classico elemento purtroppo che non avviene in tempi rapidi, sono dei cambiamenti strutturali che si devono inserire. Dall'altro lato la cosa interessante che sta sempre di più riguardando la riflessione sul cambiamento climatico è il cosiddetto adattamento, cioè ormai viene dato, l'avete sentito anche dal servizio, per scontato che un certo percorso di innalzamento medio della temperatura è avviato.
ci sono effetti forti come quelli delle dinamiche molto rischiose, per usare il termine più adatto alla puntata di oggi, che sono quelle degli eventi estremi. Allora, in questo caso, soprattutto all'adattamento, quello che si deve pensare di fare, proprio guardando l'agricoltura 4.0, è una capacità di innovazione che riguarda sicuramente una gestione generale del processo produttivo, di allevamento dell'azienda, ma anche quella di introdurre e di applicare in maniera sempre più intensa, anche da parte degli imprenditori agricoli, di quegli strumenti che ci sono, che si stanno pensando e introducendo per tutelarsi dai rischi che anche il cambiamento climatico ormai, all'evidenza di tutti, sta generando nell'impresa agricola dal punto di vista della produzione, ma ovviamente, è quello che da economista sottolineo maggiormente, in termini di conseguenze sui redditi. Ecco, parlando anche di conseguenze, Shaoli, quest'estate purtroppo ci sono stati degli eventi climatici particolarmente negativi, in realtà non solo d'estate, anche nella tarda primavera, che hanno colpito ad esempio il settore vitivinicolo, di cui stiamo mostrando diverse immagini di copertura. A quanto alla fine hanno montato i danni e è possibile che se ciò avvenisse ogni estate o comunque ogni anno, quanto male farebbe l'agricoltura? Quindi che cosa bisogna fare per mettere a riparo i produttori da questo rischio climatico? Beh, è stata un'annata indubbiamente particolare e difficile, abbiamo avuto un risveglio vegetativo molto anticipato e questo stava già a stimare e a testimoniare di nuovo quello che veniva detto, quindi un risveglio anticipato soprattutto della vite in maniera molto precoce, seguito da una gelata improvvisa che ha portato a dei danni importanti e poi abbiamo avuto tutto questo percorso di siccità magari meno marcata nella nostra regione rispetto ad altre aree del paese, però molto forte durante tutto l'arco estivo. Quindi è difficile addirittura stimare i danni complessivi, indubbiamente sono probabilmente fenomeni che da un lato da cui dobbiamo abituarci, ma su cui dobbiamo sempre più provare a cercare di trovare delle risposte. Tipo quali, secondo lei? Ecco, appunto, io penso che in qualche maniera, intanto io spezzo una lancia per una volta convintamente nei confronti del mondo agricolo e del settore primario. Perché dico questo? Lo ricordava prima il professor Marangon, c'è bisogno di tempi lunghi per adattamenti rispetto a questi cambiamenti. Però è anche innegabile che fino a pochi anni fa c'era un antagonismo fortissimo fra la tutela e la sostenibilità ambientale e il lavoro degli agricoltori. L'agricoltore vedeva come un limite la sostenibilità ambientale, l'attenzione all'ambiente, e dall'altra parte il cittadino spesso imputava all'agricoltore il fatto di inquinare piuttosto che di non avere questa tutela dell'ambiente come obiettivo prioritario. Penso che si stia cambiando radicalmente e anche abbastanza velocemente. Gli agricoltori finalmente hanno capito che la sostenibilità ambientale è anche un vantaggio competitivo per le loro imprese, devono capire che alcuni accorgimenti di sostenibilità ambientale sono anche quelli che ci permetteranno di affrontare probabilmente i cambiamenti climatici. Faccio l'esempio più eclatante. Più o meno il 70% dell'acqua dolce mondiale viene utilizzato per l'agricoltura. È ovviamente la parte, se vogliamo, produttiva più idrovora del mondo. E ovviamente i cambiamenti climatici ci porteranno sempre più a considerare la risorsa acqua una risorsa fondamentale e difficile anche da ottenere. Io penso che in questo bisogna fare delle scelte, le stiamo facendo con i consorzi di bonifica e di irrigazione, cercando di fare dei percorsi di irrigazione a goccia per quanto riguarda le colture più pregiate, ma penso che dovremmo cominciare a fare delle irrigazioni di precisione anche nelle colture più estensive progressivamente, quindi riuscire a trovare anche dei miglioramenti in tal senso e stiamo cercando di investire proprio anche nel risparmio idrico. Questa è la prima cosa che mi viene in mente, investire nel risparmio idrico è una cosa assolutamente importante. Poi bisogna insieme agli agricoltori, accompagnandoli, qui c'è l'università, c'è la regione, ci sono le istituzioni, c'è Condifesa, permettergli di affrontare alcuni rischi in maniera anche innovativa. Pensiamo all'utilizzo di nuove tecnologie, ci sono ormai sia visioni satellitari sia agricoltura di precisione che ci permette di vedere quali sono le necessità di concimazione dei diversi terreni per limitare la concimazione, ci permettono anche nuovi strumenti
per evitare anche delle tipologie di rischio che abbiamo visto durante quest'annata. Si pensi alle gelate primaverili, ci sono ovviamente anche qui degli strumenti sempre più innovativi, ci sono anche per altre tipologie, sempre si pensi alle reti, si pensi ad alcune cose che ci permetteranno probabilmente di affrontare insieme un percorso che è di profondo cambiamento, perché i 2 gradi forse sembrano per il cittadino comune un'inezia, soprattutto se spalmato in un tempo così lungo, ma vediamo già gli effetti dei mutamenti climatici che abbiamo, perché lo dicevamo in una trasmissione proprio qui a Telefriuli, quest'anno non c'è stato, per fare un esempio, una diminuzione delle precipitazioni idriche nella nostra regione. Siamo nella norma delle precipitazioni, però sono state precipitazioni idriche molto intense in tempi limitatissimi. Cioè quindi, a settembre invece che da giugno a settembre. ma soprattutto intensissime e ovviamente riportate a pochissimi giorni, con tutti i problemi che abbiamo visto, le conseguenze che abbiamo visto. Quindi in questo caso dobbiamo cominciare a affrontare anche queste problematiche, sapendo che giustamente i cambiamenti sono difficili da affrontare. Ecco, Sciaoli parlava, adesso mi rivolgo a Fabio Benedetti di Condifesa Rifugi, e Sciaoli parlava di una sensibilità anche degli agricoltori diversa da questo punto di vista nella tutela dei rischi. Lei, Benedetti, che opera in Condifesa da diverso tempo, ha potuto assistere a questo, e quali sono i rischi sul quali gli agricoltori si stanno tutelando sempre di più e per i quali magari si rivolgono a voi come ad altri nel settore? Ma intanto abbiamo visto nel servizio e poi anche nei commenti precedenti, è chiaro che ci sono dei cambiamenti climatici in atto. Nella nostra storia, la storia di Condifesa è una storia di 50 anni, inizialmente si faceva solo l'assicurazione contro la grandine e quello era il danno che era percepito dai nostri agricoltori. Adesso non è più così, il gelo brina piuttosto che la siccità, il vento forte, il colpo di sole, ci sono mille altri tipi di dannosità che vanno a impattare sulle culture, tanto più che in Friuli sempre di più aumentano le produzioni di qualità, più alta è la qualità dei prodotti, più possono essere danneggiati da avversità diverse che vanno appunto a ledere. Una volta si parlava solo di proteggere la quantità, oggi si parla soprattutto di proteggere la qualità delle produzioni anche dal punto di vista assicurativo. Ormai le nostre polizze sono tutte legate a delle tabelle sia di quantità ma soprattutto per la qualità dei prodotti. Quindi gli agricoltori adesso si stanno e nonostante diciamo questo cambiamento abbia portato chiaramente a un leggero aumento del costo delle assicurazioni, perché una cosa vuol dire assicurarsi per un singolo danno, un'altra cosa vuol dire assicurarsi con una multirischi su una pluralità di danni. Nonostante questo gli agricoltori non diminuiscono la loro capacità di spesa in questo settore e i capitali assicurati dal nostro Condifesa, nonostante questo e anche magari altre problematiche di cui magari sarebbe meglio parlare dopo, continuano ad assicurarsi sempre di più. È ormai diventato per le aziende che stanno facendo uno sviluppo, assicurare è diventato un costo, diciamo così, necessario per poter proteggere la propria azienda, per poter avere uno sviluppo continuativo e dare una continuità all'azienda vera e propria, insomma. Quindi noi stiamo lavorando molto in questo senso e stiamo lavorando poi anche su altri aspetti. Abbiamo sentito parlare di sostenibilità, difendersi vuol dire diventare anche più sostenibili. Ad esempio noi faccio un esempio molto banale però esistente, noi nella cultura del mais mettiamo diciamo così, assicuriamo diciamo così, la semina spingendo i nostri agricoltori a non usare ad esempio i geodisinfestanti. L'agricoltore non usa il geodisinfestante che è una sorta di protezione per la nascita del seme, perché molto spesso nel nostro territorio non è necessario e noi ci rendiamo conto di questo, però noi in cambio gli diamo una copertura a un costo piuttosto basso, una copertura assicurativa. Facendo questo riusciamo a fare in modo che venga distribuito diciamo così, un insetticida che in qualche caso potrebbe anche essere dannoso anche per altre specie, diciamo così, altri insetti, altre specie animali e diamo la possibilità, dove non è possibile farlo, chiaramente l'agricoltore interviene, voglio dire, però dove si capisce che è possibile sostenere la cultura senza l'intervento dell'insetticida, interveniamo noi eventualmente con la copertura assicurativa. Bene, ci dobbiamo fermare per un breve intervallo pubblicitario, torneremo poi con l'altro servizio realizzato da Rossano Cattivello e questo invece sul tema della gestione del rischio e del credito.
puntata di Friuli Economy dedicata al rischio climatico e ambientale sull'agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Adesso passiamo al secondo tema della puntata, quello legato al rischio del reddito, alle oscillazioni dei prezzi. Vediamo il servizio realizzato da Rossano Cattivello al convegno organizzato da Condifesa e FVG e poi lo commentiamo con i nostri ospiti qui a Friuli Economy. Sì, 400 milioni di euro che dobbiamo avere come sistema dei consorzi e che è bloccato semplicemente perché la burocrazia non riesce a dare risposte valide e a trovare delle soluzioni, diciamo, lineari per far fluire i contributi agli agricoltori. Comunque questo non impedirà al sistema dei consorzi di difesa di andare avanti con determinazione, come 45 anni di storia hanno dimostrato, di tutelare gli interessi degli agricoltori per la gestione del rischio, di trovare prodotti assicurativi sempre migliori, sempre più all'altezza di quelle che sono le aspettative di imprese moderne che vanno sul mercato e che quindi devono gestire ancora meglio il rischio. Ecco, Benedetti, ripartiamo da lei e poi rifaremo il giro. Può spiegare ai telespettatori che cos'è questa gestione del rischio e in che modo anche le oscillazioni dei prezzi possono creare dei problemi per chi opera nel settore agricolo? Sì, mi soffermerei sulla gestione del rischio. Allora, noi mettiamo in copertura le culture agricole dei nostri associati, no? Appunto come abbiamo detto prima, per fare in modo che diciamo così, venire incontro agli eventuali danni dalle avversità atmosferiche e anche altro. È evidente che questo è un costo per le culture agricole molto alto. Noi parliamo di assicurazione fatta in %, non in per 1000, voglio dire. Quindi possiamo dire un ettaro di vigneto, il costo assicurativo sta diventando, diciamo così, il secondo costo dopo i mezzi tecnici per gli agricoltori. Sono costi molto importanti, costi che non sarebbero sostenibili senza l'intervento pubblico. C'è un intervento pubblico comunitario, ci sono dei finanziamenti certi di soldi che arrivano dalla Comunità Europea e questi sono necessari, per non dire indispensabili, per poter mettere in copertura le culture. Il problema grosso di cui parliamo oggi anche è il fatto che questi finanziamenti stentano ad arrivare alle nostre aziende agricole, anzi non fanno veramente fatica ad arrivare per questioni di carattere, diciamo così, burocratico. Noi in Friuli Venezia Giulia siamo esposti come Condifesa per 16 milioni di euro nei confronti dei nostri associati, perché facciamo anche una funzione, diciamo così, di anticipo per la parte agevolata e ci sono aziende agricole che stanno attendendo ancora finanziamenti del 2013 e del 2014, per non parlare del 2015 che manca oltre la metà del finanziamento e quasi tutto il 2016. Noi adesso ci andiamo a pagare a fine anno, diciamo, a dicembre, le coperture assicurative del 2017, no? E ci troviamo veramente in difficoltà, nel senso che senza questa fruizione automatica dei soldi e dei finanziamenti, se questa macchina non si mette a funzionare e non si mette in moto, mettiamo veramente a rischio tutto questo sistema. Mettere a rischio questo sistema vuol dire mettere a rischio le aziende agricole del Friuli Venezia Giulia. Ecco, ma Charlie, domanderei, ma non si riesce a smuovere l'amministrazione pubblica nei pagamenti? Allora, qui prima una premessa di contesto, parliamo di assicurazioni agevolate perché altrimenti il cittadino che ci guarda pensa ma perché non si assicurano con una classica compagnia esterna? Sono assicurazioni agevolate in cui il pubblico mette delle risorse. Questo effettivamente con delle risorse europee importanti ci permette di mettere in sicurezza il sistema. Per chi ha un po' più di esperienza nel tempo e viene dal settore dell'agricoltura, fino a pochi anni fa si lavorava con il Fondo Solidarietà Nazionale, ovvero a seconda che ci fossero o non ci fossero delle risorse si riusciva a coprire quella quota parte di compartecipazione agli agricoltori. Quindi se da un lato il sistema ha rappresentato un salto in avanti con la Comunità Europea di compartecipazione vera delle risorse pubbliche, poi ci siamo immediatamente bloccati nella gestione, se vogliamo, informatica di questi premi a livello nazionale con Agea. Devo dire anche come sia un'agricoltura nazionale, al di là di qualsiasi appartenenza politica, tutti gli assessori delle regioni hanno segnalato un tanto al Ministro, cioè noi abbiamo bisogno che queste risorse vadano subito in circolo, perché attenzione, non è solo la volontà di poter dire all'agricoltore hai ricevuto quanto ti spettava, è anche il rischio di mettere a repentaglio tutto il sistema. Certo, perché sono tutti collegati. Per due ragioni. La prima, Condifesa sta facendo un lavoro importantissimo, anticipa delle risorse e sostanzialmente rischia, passatemi la semplificazione, di suo per andare incontro al nostro sistema agricolo.
e nel momento in cui le risorse nazionali cominciano a non arrivare, Condifesa e tutto il sistema di Condifesa nazionale può andare in difficoltà. Il secondo rischio è quasi più sociologico e psicologico. Un agricoltore che deve affrontare le difficoltà e i cambiamenti che dicevamo prima e che è stato convinto ad assicurarsi finalmente per mettere al riparo il proprio raccolto dagli eventi atmosferici sempre più importanti e imprevisti che ci sono, al secondo anno che non riceve i pagamenti ci pensa se è il caso di assicurarsi, perché fa i conti col proprio bilancio e si dice, ma insomma, ho 3 anni di ritardo, come si diceva, ormai il peso dell'assicurazione pesa per cento e non per 1000 sul mio bilancio aziendale, e a questo punto noi abbiamo, per fortuna non in Friuli Venezia Giulia, e questo va dato atto a Condifesa del buon lavoro fatto, ma sul panorama italiano, che attenzione è già molto diverso da quello regionale, perché le percentuali di assicurazioni sono molto più alte al nord e molto più alte, se vogliamo, a nord-est rispetto al resto dell'Italia, e questo va anche, bisogna dirlo ogni tanto, a credito e vantaggio e anche se volete, a giusto merito dei nostri agricoltori. Nello stesso tempo però nel resto d'Italia si comincia a vedere un forte decremento delle assicurazioni, perché effettivamente di fronte a un rischio di questo tipo e un mancato pagamento si comincia a vedere un ritiro dalla scelta assicurativa. Quindi quello che abbiamo detto al Ministro è, attenzione, non è solo muoviti a far funzionare il sistema e vedi di superare i ritardi, è vogliamo o non vogliamo proseguire con un sistema che faccia delle assicurazioni uno dei capisaldi del futuro dell'agricoltura. Ecco, professor Managon, lei dal punto di vista economico quali soluzioni vede in questo momento su questo aspetto, dato che comunque questo tema anche dell'oscillazione dei prezzi e anche dell'assicurazione sono sicuramente importantissimi anche nel settore agricolo, sono uno dei perni alla fine. Quanto è stato detto poco fa mi porta a fare una considerazione che potrebbe essere interessante per gli agricoltori: assicurarsi sul rischio di non essere pagato dalla PAC. Allora capite che potrebbe essere una cosa, però queste sono le battute costerebbe troppo. Ecco, costerebbe troppo. Allora l'agricoltore, che è anche un bravo imprenditore, fa i suoi conti, però in effetti si parla di rischio di non avere il contributo. Allora, questa situazione è naturalmente paradossale ed è un elemento che va assolutamente risolto, perché crea ulteriori complicazioni in un sistema che invece si sta evolvendo in maniera molto interessante a livello locale ma anche nazionale e soprattutto comunitario. Pensiamo che in questo momento si sta discutendo a livello europeo quella che viene chiamato l'omnibus, il regolamento omnibus, cioè una riforma parziale di quella che è la politica agricola comunitaria, e già lì dentro, come viene ricordato e sottolineato, la questione dell'affrontare il rischio per gli agricoltori con modalità nuove anche nel panorama europeo è fortemente sottolineato, e lo sarà ancora di più quando andremo a discutere, e noi ricercatori ed economisti agrari italiani lo stiamo già facendo da tempo, su quella che sarà la politica agricola comunitaria, la PAC in gergo, dopo l'attuale periodo di programmazione, cioè dopo il 2020. E lì ancora una volta la tutela rispetto al rischio, che è un qualcosa che io devo saper calcolare, ed è un qualcosa che fa parte dell'imprenditore. L'imprenditore, lo insegniamo noi a economia, ai primi corsi agli studenti con cui così affrontiamo questi temi, l'imprenditore è remunerato perché assume il rischio dell'impresa. Però se il rischio viene complicato da questi aspetti burocratici e amministrativi è veramente un disastro. Nella nuova PAC e nel regolamento Omnibus si introdurranno anche delle possibili iniziative che sono nuove nel panorama comunitario e quindi anche nazionale e regionale, che comprendono appunto anche la possibilità di assicurare il rischio dell'imprenditore agricolo di fronte a questi altri elementi che non sono climatici ma sono di mercato, come la volatilità dei prezzi. Si è visto negli ultimi tempi, in particolare in alcuni settori, forse quelli in cui opera l'agricoltura e al futuro l'agricoltura regionale friulana, cioè quelli di qualità e con grande tipicità, forse meno rispetto a quelle che vengono chiamate le commodity, cioè i grandi prodotti che vanno sui mercati mondiali. Però comunque una certa volatilità c'è, e gli strumenti sperimentati in altri sistemi economici sono già stati provati, e sono quelli dell'assicurazione contro le riduzioni e le oscillazioni impreviste di reddito, di prezzi e di reddito, che sono anche collegate al cambiamento climatico, ma non solo.
Ecco, su questo tema delle polizze del reddito ci voleva dire qualche cosa anche lei, Benedetti, per quanto riguarda Confindustria? Ha anticipato bene il professor Marangon, c'è questa apertura da parte della comunità, comunità europea, e quindi ci vuole chiaramente un finanziamento anche in questo caso per poter mettere in piedi questo tipo di copertura assicurativa. Noi stiamo sperimentando qualcosa insieme ai Confindifesa del Veneto, insieme a una cooperativa del Veneto, Latte Busche, stiamo sperimentando qualcosa nel settore del latte, no? Che sembra paradossale, perché adesso dovremmo entrare un po' in tecnicismi, perché la comunità europea interviene quando ci sono oscillazioni di prezzo chiaramente in ribasso con soglie del 30%, no? E questo è un grosso limite, perché se noi parliamo del prezzo del latte di oggi e ci aspettiamo un abbassamento ancora del 30%, certo, vuol dire che non conviene più produrre latte, no? Però all'interno di questo ragionamento stiamo studiando degli aspetti per i quali l'intervento comunitario potrebbe invece diventare comunque interessante, anche perché con la diciamo così, revisione di medio periodo già da quest'anno si sta parlando di una soglia di intervento non più del 30 ma del 20 e un intervento non del 65 ma del 70%. Se questa cosa passasse, anche se è un po' osteggiata dai paesi del nord Europa, se questa cosa passasse darebbe un'implementazione importante per questo tipo di copertura e per le coperture assicurative in generale. La comunità europea sta investendo molto in generale, non è solo lo Stato italiano, tutti stanno investendo sulle coperture assicurative nel mondo agricolo, perché questo, diciamo così, fa diminuire il costo sociale delle avversità atmosferiche, non è che lo fa aumentare, non c'è un intervento pubblico, no, tanto per fare, c'è un intervento pubblico perché si vanno incontro alle esigenze che altrimenti per lo Stato diventerebbero ancora più costose. Certo, abbiamo già visto le difficoltà nei pagamenti. Allora ci dobbiamo fermare per l'ultimo intervallo pubblicitario qui a Friuli Economy. Torneremo con la rubrica Friuli Lavoro, dove ricordo ci sono indicate anche le posizioni aperte per coloro i quali purtroppo sono disoccupati e che possono poi candidarsi per trovare un lavoro, e poi se ci sono delle richieste anche per le prossime rubriche c'è anche l'email, oltre che l'opportunità di iscriversi a dei corsi per la ricollocazione sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Quindi ci vediamo tra pochissimo con la rubrica Friuli Lavoro e poi chiudiamo con Friuli Economy, con questa puntata, con le conclusioni con i nostri ospiti. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Proseguono gli appuntamenti con Friuli Lavoro, puntata di oggi dedicata al distretto del mobile nell'area del Pordenonese. Abbiamo qui una specialista di MAV di Pordenone Sacile, la dottoressa Chiara Filippi. Buonasera Filippi. Buonasera. E abbiamo qui con noi anche il direttore generale dell'azienda Licar International del gruppo Ilcam, il dottor Giorgio Nadaluti. Buonasera Nadaluti. Buonasera. Bene, partirei con la Filippi per inquadrare la situazione. Il distretto del mobile nell'area di Pordenone sta registrando una ripresa. Ci conferma un po' questo dato positivo? Il settore è cresciuto negli ultimi anni in maniera confortante. I dati registrano delle variazioni trimestrali superiori al 7% per quanto riguarda occupazione, produzione e fatturato a partire dal 2013. Cosa ha inciso su questa crescita? Beh, sicuramente l'export, che è il motore trainante di tutti i distretti nazionali. Possiamo dire che a livello nazionale l'export ha registrato una crescita del 6,4%. A livello regionale l'export ha superato il 10%. Il balzo maggiore lo ha fatto il distretto del legno di Pordenone, che ha superato il 20%, e questo equivale a 30,4 milioni di euro di fatturato. Quali sono i mercati di esportazione trainanti nel settore del legno arredo per le imprese pordenonesi? Allora, il settore del legno sicuramente è una colonna portante per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Ha avuto una crescita quasi raddoppiata il mercato degli Stati Uniti, della Polonia e degli Emirati Arabi, ma è sempre l'Europa il motore trainante delle esportazioni del prodotto. Quali sono altri fattori di ripresa vincenti per il distretto del mobile pordenonese?
Beh, sicuramente la flessibilità e la tempestività nel rispondere alle esigenze del cliente che hanno le aziende. Questo ha fatto sì di incrementare la redditività negli ultimi anni. Poi ci sono stati anche degli incentivi per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Senz'altro poi anche c'è stata una crescita nel consumo di mobili da parte dei paesi di medio e basso reddito. Quali sono le strategie di riorganizzazione adottate che hanno portato le aziende ad un aumento di fatturato? Allora, sicuramente la leva del successo è stata una riorganizzazione aziendale e a un processo di contenimento dei costi. Poi le aziende hanno investito nella qualità e nell'innovazione del prodotto e nella diversificazione del prodotto. E quali sono invece gli ostacoli alla crescita futura? Senz'altro la difficoltà a reperire personale qualificato, questo lo metterei proprio tra i primi posti. Quali sono le figure professionali che le aziende del settore richiedono a MAV, dottoressa Filippi? Le aziende ci richiedono sia ragazzi con qualifica tecnica da formare, sia operai specializzati con competenze tecniche abbastanza specifiche, quali ad esempio addetti alle macchine CNC, squadrabordisti, pantografisti, addetti al fuorimisura. Per cui MAV ha messo in piedi da qualche tempo dei progetti con gli istituti tecnici della provincia proprio per fare in modo che i ragazzi vengano a conoscenza delle eccellenze aziendali del territorio e le aziende vengano a conoscere i giovani talenti su cui poi investire e formare. Inoltre MAV da tempo promuove percorsi di formazione professionalizzante ad hoc per disoccupati attraverso degli enti bilaterali. Nadalutti, quali sono i profili professionali che la sua azienda ricerca nel mercato pordenonese? Noi cerchiamo prevalentemente operai specializzati per condurre celle operative molto particolari per quel che è il nostro prodotto. Facciamo una fatica enorme a trovare queste figure, per cui alla fine siamo diventati una scuola per coloro i quali sono portatori di valori che il gruppo ritiene indispensabili, quale l'onestà, l'integrità, la professionalità, perlomeno in divenire, e sulle persone che troviamo grazie anche alla collaborazione con le società di ricerca lavoro, le società di somministrazione come la MAV, puntiamo alle persone che hanno più determinazione per farne degli operai specializzati. Ecco, in questo senso quanto tempo impiega un giovane, quindi uno junior, a diventare un professionista e nello specifico che titoli di studio deve avere, o scolastici o universitari? Se proviene da settori diversi, la stima è di circa un quinquennio. Se ha una formazione scolastica superiore, tecnica, potrei dire che il tempo si riduce a 3 anni. Se provenisse da una scuola tecnica dedicata al settore del mobile, questo tempo si ridurrebbe ancora. Quali sono le soft skill che devono avere i giovani ma anche i dipendenti senior per lavorare all'interno di Licari International? Come ho detto prima, noi cerchiamo persone determinate ad imparare, perché noi insegniamo, ma se la persona non è ricettiva, non vuole sacrificarsi, facciamo tantissima fatica a costruire queste professionalità. Quindi la determinazione, oserei dire, è la cosa più importante che noi ricerchiamo nelle persone che assumiamo. Bene. Ringrazio la dottoressa Filippi e il dottor Nadalutti per questo approfondimento sulla situazione del mobile, sia dal punto di vista economico che quello delle risorse umane, e Friuli Lavoro torna tra una settimana. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work. Allora, abbiamo dedicato la puntata di questa sera di Friuli Economy, diciamo, ai rischi ambientali
creditizi, di oscillazioni del prezzo e cambiamenti culturali. Adesso proviamo a vedere un po' una sintesi con gli ospiti che abbiamo visto questa sera. Partirei dal professor Marangon. In Friuli Venezia Giulia gli agricoltori a livello strutturale, quindi soprattutto di quali colture coltivare, scusatemi il gioco, la ripetizione, in che cosa dovrebbero provare magari a mutare colture e dove orientarsi anche in vista dei cambiamenti climatici che ci sono, professor Marangon? Io direi che dovrebbero rafforzare, come già stanno facendo in certi casi, ma ancora di più si può lavorare, il contatto e il collegamento con quella che è la ricerca scientifica, non per portare acqua al mio mulino, ma è la cosa più spontanea che mi viene da dire, perché ci sono interessantissime ricerche che stanno identificando delle modalità di coltivare piante o allevare animali che già conosciamo o introdurne di nuovi che possono essere più adatti e più rispondenti a questi rischi crescenti di cui abbiamo parlato in questa puntata. Ecco, sui nuovi ci faccia delle anticipazioni. Faccio un esempio che è qualcosa di già in opera nel settore vitivinicolo. So che è uno di quelli già di punta, però le 10 varietà che sono state registrate grazie a una ricerca dell'Università di Udine assieme all'Istituto di Genomica Applicata e ai Vivai di Rascedo, di 10 tipologie di barbatelle e di vitigni resistenti a certe malattie che potrebbero poi essere anche interessanti dal punto di vista della tutela dello stress idrico. Ecco, questo è un esempio. È chiaro che qui stiamo parlando però di investimenti, ma questo è il mestiere dell'imprenditore. Assumersi il rischio anche in termini di investimento è il suo lavoro ed il suo futuro. Questo può essere fatto in maniera più efficiente ed efficace sicuramente se in agricoltura entrano giovani qualificati. Questo è uno dei principi fondamentali per tutelarsi dal rischio. Certo, sulle risorse umane ha sicuramente ragione. Ecco, è stato diverse volte ospite qua e tornerà a essere anche nella prossima puntata Ermacora di Coldiretti. Aveva diverse volte detto che un settore che a livello agricolo è in difficoltà in Friuli Venezia Giulia è quello lattiero-caseario. Da questo punto di vista qua, Marangon, le vengono in mente alcune innovazioni di processo, di prodotto per rivitalizzare questo settore che anche ultimamente era a ribalta delle cronache? Non essendo un tecnico io andrei sono un economista, andrei più sulle azioni che riguardano le dinamiche di mercato, puntare sulla qualità, scegliere prodotti la cui trasformazione ha delle importanti potenzialità di mercato anche dal punto di vista dei prezzi che si possono Quindi spuntare. non il latte in quanto tale, ma il formaggio, lo stracchino, la ricotta, cioè il prodotto. Esatto, secondo me abbiamo già delle cose molto interessanti, molto buone, molto adatte ai mercati. Forse ci dobbiamo concentrare maggiormente sulla capacità di inserirci in maniera qualificata sui mercati, questo darà reddito e quindi ci tutelerà dai rischi di una volatilità dei mercati che altrimenti e dei prezzi, subiremo. Perché la concorrenza soprattutto con l'est o del nord è schiacciante in quel settore. Ecco invece Benedetti con Difesa FVG. Poniamo il caso che diversi agricoltori ci abbiano visto e che magari non abbiano delle assicurazioni. E dove consiglierebbe loro di assicurarsi, cioè in termini di su quali rischi assicurarsi fondamentalmente dopo una puntata come questa di Friuli Economy? Ma guardi, l'abbiamo visto un po', è stato un po' il filo conduttore di questa trasmissione. Le avversità ormai sono diventate di tutti i tipi, voglio dire, quelle climatologiche in particolare. Quindi ormai ci sono coperture assicurative per tutti i tipi, dai 2 rischi alla multirischi che copre 9 tipi di rischi. Quindi ogni agricoltore, in base alla cultura che fa e a quello che produce, deve studiare insieme a noi e insieme alla compagnia assicurativa l'assicurazione che è più adatta per lui. Quello che è importante è continuare a mettere in copertura le culture, nonostante, voglio dire, questi ritardi per da quali rischi in particolare? Ma la grandine e il vento sono i rischi principali sui quali si mettono in copertura tutti, però ormai gellobrina, la siccità, ne cito solo alcuni, voglio dire, però ogni cultura, diciamo, ha i propri rischi. Noi adesso stiamo lavorando anche sui rischi fitoiatrici, no? Quindi non stiamo ancora lavorando, però ci proponiamo di lavorare anche sui rischi fitoiatrici. Ad esempio i nostri colleghi stanno addirittura sperimentando una copertura assicurativa contro la peronospora della vite, voglio dire, no? Quindi adesso non entro nei tecnicismi, però insomma è una cosa molto tecnica, però è una cosa possibile che si può fare, la stiamo già sperimentando sul campo, no? In questo caso in alcune province del Veneto, però con l'idea di estenderla, diciamo, in futuro anche sul nostro territorio.
Quello che è possibile fare, ripeto, è possibile farlo con la fruizione del finanziamento pubblico, quindi ci sono dei ritardi in questo senso e chiedo, diciamo così, anche alla politica regionale di fare tutto quello che può fare per fare in modo che questi soldi fluiscano agli agricoltori, però dico anche agli agricoltori di non perdere fiducia, perché la copertura assicurativa è l'unica difesa che hanno nei confronti, l'unica vera difesa che hanno per poter portare avanti il loro mestiere. Mi sembra chiarissimo. Charlie, un'esperienza la sua adesso da diverso tempo come assessore all'agricoltura in Friuli Venezia Giulia. Dove pensa che si possa fare ancora qualche cosa, più di qualche cosa nel settore dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia come amministratore? Ecco. 2 anni e mezzo di esperienza nel mondo dell'agricoltura è un'inezia rispetto ai tempi che giustamente che l'agricoltura richiede, certo. Ma al di là delle battute, io penso che ci sia molto da fare. Prendo anche alcuni esempi che faceva il professor Marangon. Noi abbiamo bisogno probabilmente da un lato di non trasformare la nostra agricoltura in una sommatoria di commodities, perché altrimenti sulle fluttuazioni dei mercati internazionali una regione come la nostra, ricca di biodiversità, ma anche con un territorio relativamente ristretto, rischia di essere non competitiva con altri territori mondiali. C'è poco da fare. E quindi noi dobbiamo da un lato enfatizzare le peculiarità dei nostri prodotti e da un altro lato, secondo me, ragionare molto, ma molto sul valore aggiunto che può dare la trasformazione del prodotto stesso. Io non posso chiedere a un agricoltore di trasformarsi in commerciante o in esperto di agroalimentare, ma con l'università, con le istituzioni, bisogna che in qualche maniera riprendiamo anche il controllo delle filiere agroalimentari. Come avete fatto col progetto Acqua? Come abbiamo fatto col progetto Acqua, come stiamo provando a fare col Montasio. Dobbiamo riuscire a ridare valore aggiunto ai nostri prodotti trasformati, al nostro agroalimentare, perché all'agricoltore bisogna dire che è facile prendere l'applauso o accontentarsi di una pacca sulla spalla, ma chi mi dice io continuerò a produrre latte, a venderlo come lo facevo 20 anni fa, continuerò a produrre mais e a venderlo come facevo 20 anni fa, dobbiamo avere anche il coraggio di dire che il mondo è cambiato e probabilmente il mercato internazionale del latte, come quello dei seminativi, ci pone di fronte dei grandi quesiti. E i quesiti dobbiamo affrontarli anche con il coraggio del cambiamento. Abbiamo competenze che si stanno formando in maniera molto importante nella nostra regione, nella nostra università, ma anche nei nostri istituti tecnico-agrari, e abbiamo anche probabilmente la capacità di accompagnare anche con gli strumenti come Condifesa dei percorsi di forte cambiamento nella nostra panorama culturale regionale. Ripeto, si sta ampliando anche la base alimentare, ci sono nuove richieste, ci sono nuove, se volete, anche nuove mode che possono rappresentare qualche possibilità in più per i nostri agricoltori. Io penso che si debba ragionare soprattutto su questo, sulla trasformazione e sul valore aggiunto che il prodotto trasformato può dare ai nostri agricoltori. Benissimo, direi più che condivisibile questo intervento. Ora ringrazio ovviamente gli ospiti che ho avuto questa sera, Fabio Benedetti, Presidente di Condifesa FVG, l'assessore all'agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia Cristiano Sciaurli e il professor Marangol, professore di economia ed estimo rurale dell'Università di Udine. Ringrazio anche il regista Pierangelo Buttazzoni e il collaboratore Gioia Lupano e Rossano Cattivello per i servizi realizzati. Ci vediamo fra una settimana qui a Friuli Economy per fare il bilancio delle vendemmie 2017 in Friuli Venezia Giulia. A tutti voi buonanotte con le trasmissioni di Telefriuli. La trasmissione è stata offerta da 1000 un regalo, profumeria La Spina in Estasi e oggettistica made in Italy introvabile.